ben precisi alla nostra Chiara. Oggi 25 febbraio, oggi Chiara compie 26 anni. Mi piace parlare del presente perché non solo per noi Musical Mania, ma penso per tutte le persone che l'hanno conosciuta, è stata una grande fortuna e abbiamo voluto ricordarla non tanto il 9 febbraio, ma per un'idea di una nostra cantante. Ha detto: ma perché non la ricordiamo invece il giorno del suo compleanno, il 25 febbraio? E abbiamo fatto così. E poi il titolo, Vivere per amare, l'avete sentita, eseguita da tutti i Musical Mania alla fine, da tutti, perché era la sua canzone, una canzone che aveva voluto assolutamente cantare, e me l'aveva chiesta nel 2016 e mi erano venuti i brividi quando mi disse: vorrei cantare Vivere per amare. Conoscendo il testo l'avete sentito: morire dalla voglia di vivere. Una frase che, pensarci bene, fa venire i brividi. Vogliamo ricordarla, ecco, voglio ricordarla non da solo, con qualche aneddoto, vorrei ricordarla anche con altre persone che appunto hanno avuto la fortuna di conoscerla. Anche ne approfitterei, uso questo brutto termine, per affrontare anche altri discorsi che purtroppo, diciamo, sono legati alla nostra Chiara Duse. Vorrei già invitare sul palco, quindi abbiamo la fortuna di avere il dottor Massimo Serra e la dottoressa Claudia Hattinger, che vorrei qui sul palco. Intanto che vorrei fare un ricordo mio, che sarebbero tanti gli aneddoti per ricordare Chiara. Era con noi da solo 2 anni e mezzo, tutto sommato potrebbero sembrare poco tempo, ma se dico che dopo una settimana che era con noi era benissimo inserita, sembrava fosse con noi da anni, ecco, chi l'ha conosciuta sa cosa voglio dire, insomma, la sua solarità, la sua freschezza, la sua voglia di vivere, appunto. Era straordinaria e soprattutto era contagiosa, e direi che forse lo è ancora contagiosa. Penso abbia cambiato un pochino la maniera di vedere la vita di tante persone, che sottoscritto di sicuro, ma di tante altre. Rimango allibito delle volte quando conosco delle persone che non conoscevo fino un attimo prima e che hanno avuto l'occasione di conoscere Chiara, e ci si mette a parlare per quarti d'ora interi. È qualcosa di indelebile, diciamo. Ecco, vorrei solo un aneddoto, ricordare l'aneddoto di quando l'ho conosciuta. All'interno di Musical Mania, quando arriva qualcuno, si parla 5-10 minuti, tanto giusto per capire che persona è, si fa cantare una canzone logicamente per capire che tipo di voce ha, e basta. Con Chiara mi ricordo quel giorno abbiamo parlato per 1 ora e mezza, delle cose più disparate, cosa mai successa prima e mai successa dopo. Tra l'altro, con la sua simpatia, alla fine mi disse: Giorgio, se io devo far parte di Musical Mania, l'unica cosa che ti chiedo è col braccio destro non riesco a muoverlo più di tanto, mi disse. Vabbè, mi disse, non c'è problema, ignorando completamente tutto. Vedevo sta ferita, le chiesi appunto nella mia ignoranza: ma hai avuto un incidente? Ecco, chi l'ha conosciuta sa cosa intendo. Con la sua spensieratezza mi disse: no, sono stata operata di tumore, ma adesso è tutto passato. Adesso è tutto passato, mi disse allora. Tumore, ecco, una parola che fa venire i brividi. Abbiamo qua 2 persone, diciamo, che ne sanno qualcosa, il dottor Massimo Serra e la dottoressa Claudia Hattinger. Massimo, Claudia, mi permetto, ci diamo del tu normalmente al di fuori del palco, rompiamo qualsiasi formalità e facciamo questo ricordo in maniera abbastanza informale, diamoci del tu, quindi. Mi volevo collegare, Massimo e Claudia, tralasciamo un secondo Chiara, ma per modo di dire. Voi lavorate presso il laboratorio oncologico sperimentale del Rizzoli di Bologna. Il Rizzoli di Bologna non ha bisogno di presentazioni. Avete capito, avete letto penso i nostri Debian, sapete che gran parte dell'incasso di quei 7 euro che avete dato oggi andranno a finire in questo laboratorio. Giustamente, per il discorso di trasparenza, quante volte l'abbiamo fatto, doniamo qualcosa in beneficenza, ci domandiamo chissà che servono, chissà dove andranno. Beh, oggi abbiamo qua il responsabile del laboratorio e una sua collaboratrice. Massimo, mi ricordo quella documentazione che mi hai mandato in quell'occasione che hai avuto di partecipare alla trasmissione di Rai 3 su questa tremenda malattia, l'osteosarcoma, pressoché sconosciuta. Io non ne sapevo niente prima di conoscere Chiara. Una domanda forse semplice, banale, ma cosa fate in questo laboratorio? Innanzitutto grazie per essere qui e per
per averci invitato e aver deciso di devolvere alla ricerca parte dell'incasso. Io e Claudia, che tra l'altro non solo lavoriamo assieme ma siamo anche marito e moglie, quindi condividiamo ben di più che non il lavoro, e lavoriamo da sempre sull'osteosarcoma. Studiare l'osteosarcoma è la cosa, riflettevamo, che abbiamo fatto in assoluto di più in tutta la nostra vita. Io lo studio da 30 anni, lei da un po' meno perché è più giovane, e da sempre studiamo questa terribile malattia che, come dicevi tu, è sconosciuta. L'osteosarcoma, se tu vai in giro a chiedere alle persone se sanno che cos'è, 8-9 su 10 ti rispondono che non lo sanno, ma non per ignoranza, semplicemente perché non se ne parla. Adesso negli ultimi anni qualcosina sta emergendo, il fatto di essere stato invitato a Rai 3 a parlarne dall'AIR, che è stato veramente una sorpresa per certi versi, però in effetti è una malattia sconosciuta, ed è sconosciuta perché è rara. Consideriamo che in Italia, su una popolazione attuale di circa 60 milioni di abitanti, ogni anno si ammalano di osteosarcoma non più di 100-120 persone, per fortuna, c'è da dire. Però questa sua rarità gioca poi a sfavore delle persone che purtroppo si ammalano di questa malattia, perché essendo poco conosciuta viene anche ritenuta come una malattia poco rilevante. Noi sappiamo che di queste 100-120 persone che si ammalano, sono 100-120 persone che iniziano un calvario, che non vivono da sole, lo vivono assieme alle famiglie, agli affetti, agli amici, a tutte quelle persone che li vogliono bene, che gli stanno attorno. E noi sappiamo che di queste 100-120 persone che si ammalano ogni anno, che si sommano a quelle dell'anno prima, a quelle dell'anno precedente, a cui si sommeranno quelle degli anni successivi, 40-45 non riusciranno a vincere questa loro battaglia. Ed è su questo che noi dobbiamo assolutamente agire, ed è su questo su cui noi lavoriamo essenzialmente. E voglio citare una cosa che fa un po' rabbrividire, ma è importante dire. Noi circa 8 anni fa sottomettemmo al Ministero della Salute italiano una richiesta di finanziamento per fare un progetto finalizzato a studiare preclinicamente alcuni farmaci che potessero essere utilizzati per quei pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali, sviluppano metastasi e poi sappiamo purtroppo in molti casi come va a finire. Chiara purtroppo ha subito questo destino. I revisori esperti del sistema sanitario nazionale che valutarono il progetto ce lo bocciarono, ma ce lo bocciarono non da un punto di vista scientifico, il progetto venne ritenuto valido, ce lo bocciarono perché lo ritennero di non sufficiente impatto per il sistema sanitario nazionale italiano, in quanto era rivolto a trovare una cura per non più di 30-35 pazienti all'anno. Ora questo la dice lunga su quanto la rarità di una malattia possa giocare a favore della malattia stessa e di chi se ne ammala. Noi ci rimaniamo molto male ovviamente, non tanto per il progetto in sé quanto per la motivazione, e da quel momento, ancor più di prima, decidemmo che qualunque risorsa aggiuntiva che noi saremmo riusciti ad ottenere al di fuori di quelli che sono i canoni di finanziamento normali, che sono già per così dire finalizzati a fare altri tipi di progetti, li avremmo utilizzati per portare avanti questo progetto che per il sistema sanitario non è rilevante, ma per noi lo è in maniera assoluta. E quindi questa donazione che voi farete oggi verrà utilizzata per questo, ve ne renderemo conto nel giro, diciamo, da qui al prossimo compleanno di Chiara, perché per fare ricerca ci vuole tempo. Viviamo in un paese in cui anche solo per recepire una donazione da parte di un'istituzione pubblica bisogna fare 2 o 3 mesi di burocrazia, quindi sono perdite di tempo. Però ve ne renderemo conto nel vostro sito, dove vorremmo, ma ve ne renderemo conto e tutti voi siete partecipi di questo da oggi in poi. Grazie. Grazie Massimo. Massimo. Non so se adesso hai accennato, ecco, il discorso che l'osteosarcoma colpisce i giovani. C'è un motivo perché colpisce i giovani? C'è un motivo legato scientifico, medico? Sì, c'è un motivo. L'osteosarcoma è
è un tumore tipico dell'infanzia e dell'adolescenza. I nostri pazienti nel 80% dei casi hanno un'età compresa fra i 5 e i 25 anni. E il motivo di questo è perché cresce nell'osso e proprio perché cresce nell'osso c'è più facilità affinché si sviluppi nei momenti in cui l'osso cresce maggiormente, vale a dire durante l'infanzia e la pubertà. Poi scompare praticamente nell'età adulta. Un paziente con osteosarcoma che si ammala di osteosarcoma sopra i 30 anni è considerato da noi un paziente anziano, perché è un evento già raro, oltre i 40 diventa eccezionale. Accennavi prima alla percentuale, può sembrare freddo attaccarci alle percentuali, ma penso che possano essere utili, quantomeno indicativamente. Le percentuali di guarigione, leggevo, se non sbaglio, erano intorno al 60-65%. So che è una domanda forse banale, assurda, forse fantascientifica. Si potrà salire di quanto e dentro quanto tempo? Domanda difficile da rispondere, dico solo che noi nel 2011 abbiamo attivato, noi a livello italiano, l'Italian Sarcoma Group, che è una cooperazione di tutti gli istituti italiani che si occupano di studiare e curare i tumori ossei, tra cui l'osteosarcoma, ha avviato un protocollo nel 2011 basato su ricerche sperimentali che noi avevamo iniziato a fare nel 1990. Quindi ci sono voluti qualcosa come quasi 20 anni prima di arrivare in clinica, questo per dire quanto ci vuole, però sulla base delle ricerche fatte principalmente dal nostro gruppo, poi confermate anche da altri gruppi a livello internazionale, è partito questo protocollo che è ancora in corso, è il protocollo con cui è stata trattata anche Chiara, purtroppo per lei non ha raggiunto il risultato voluto. Abbiamo fatto una riunione 2 settimane fa e diciamo, è vero, la percentuale attuale è intorno al 60-65% al momento, ma è un dato che vi do incrociando tutte le dita possibili e immaginabili. Sembra che abbiamo guadagnato con questo protocollo una percentuale di guarigione che potrebbe essere calcolabile tra il 5 e il 10%, che non è tanto, ma è moltissimo, perché quel 65% a cui accennavi è fermo dall'85%. Cioè il numero di pazienti che guariamo oggi sono gli stessi che veniva guarito nel 1985, questo è perché non abbiamo i farmaci giusti per curare i pazienti che sviluppano metastasi, come purtroppo è stato il caso della nostra Chiara. Sì, Massimo, Claudia, adesso vi ho fatto parlare un attimo su un terreno solido alla vostra portata. Adesso una domanda che mi piacerebbe, forse la risposta io ce l'ho, chi l'ha conosciuta forse c'è. Vi domando, perché Chiara? Nei tuoi confronti di Claudia, di Christian, di Daniel. A voi capitano, penso, decine se non centinaia di casi, di vetrini, penso, non so come si dica, sotto gli occhi ogni anno. Perché Chiara? Perché con la sua famiglia questo straordinario rapporto si è creato? C'è una risposta? Sì, non solo una, ci sono tante risposte. Lavorando in laboratorio, forse posso aggiungere un po' queste informazioni. Non è facile, perché noi da un lato veramente il nostro obiettivo è aiutare ai pazienti, ma siamo in laboratorio, quindi per noi è molto importante collaborare sia con gli oncologi, sia anche con i chirurghi, quindi deve essere il team. Ma nel caso di Chiara era che lei stessa si è rivolta, prima al suo papà, dopo Chiara direttamente, e ha trovato il nome di Massimo e hanno iniziato a scrivere delle email, dopo chiamate, perché lei stessa con tutta la sua famiglia cercava qualunque possibilità, voleva sapere, voleva capire cosa succedeva, e questo non succede sempre. A noi così è successo la prima volta. Sappiamo anche che in questi anni i pazienti sono cambiati perché c'è internet
e il paziente vuole sapere, ci sono i social, quindi anche i pazienti cercano informazioni, quindi anche il ruolo di noi, il ricercatore è cambiato, ma secondo noi è anche molto importante perché sì, i pazienti veramente quando arrivano purtroppo in questa situazione senza speranza è importante di aiutarli da tutti i punti di vista. Infatti è cambiato tantissimo, anche con Chiara, devo dire che prima non avevamo una foto di una paziente nostra in laboratorio, lei adesso ce l'abbiamo una foto sua, quindi anche questo specialmente per tutto il gruppo, ma io direi anche un po' per l'oncologo che ha seguito alla fine del Rizzoli, cambiano le cose. E quindi questo secondo me è la risposta forse più semplice e onesta perché Chiara era così com'era. Sì, mi capisco. Una conosciuta che possa, io ho avuto la fortuna, io ho letto che la vostra lettera avete usato questo termine che ho usato tante volte anch'io, avere la fortuna di conoscere Chiara, è stata veramente una fortuna. Non so Massimo, Claudia, se volete aggiungere qualcos'altro. Sì. Io vorrei aggiungere una piccola cosa perché anche tu hai detto che diciamo, l'idea per questo spettacolo era nata 1 anno e mezzo fa più o meno. Io posso dire che quando Chiara con la sua famiglia ci è venuta a trovare a Bologna la prima volta in agosto 2016, abbiamo fatto una piccola passeggiata a Bologna e dopo lei con i nostri bimbi mano a mano, dopo ci siamo seduti a mangiare un gelato e i bimbi parlavano ma tu Chiara conosci forse il musical Cats perché abbiamo visto in marzo di quest'anno e così infatti noi parlavamo già sì, volevo sapere Mr. Mistofeli, era bello, infatti per me oggi da un lato è stato molto bello essere presente, dall'altro lato sì, sto soffrendo tanto, ma volevo dire che anche un altro anello alla fine è questo primo contatto anche parlando di questo spettacolo. Bene Claudia. Claudia, Massimo, io intanto vi ringrazio, adesso proseguiamo con tutto il resto, vi ringrazio veramente per la vostra partecipazione. È difficile dire si prosegue lo spettacolo, lo show, ripetere uno show che avevamo iniziato a fare con Chiara, appunto a parlare quantomeno a grandi linee, abbiamo iniziato a fare qualche brano, ho parlato di sicuro il suo brano